pace e bene. Un saluto a voi presenti e a quanti attraverso la televisione da casa si uniscono alla celebrazione di questa Eucaristia presso il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto Chiesa di Dio numero 10. Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia. Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia il Signore con te. Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, nel suo amore ti vogli con sé, spargi nel mondo il suo Vangelo, seme di pace e di bontà. Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia. Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia il Signore con te. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Con la memoria dei santi Andrea, Dunlac e compagni martiri iniziamo l'ultima settimana di quest'anno liturgico. Una settimana importante che ci consente di fare una verifica di come abbiamo camminato con il Signore in quest'anno. Vogliamo chiedere all'inizio di questa celebrazione che il Signore illumini i nostri cuori per poter riconoscere la Sua presenza in tutto ciò che abbiamo vissuto, rendere gloria a Lui e comprendere verso dove ora ci invita a camminare. Domandiamo perdono per i nostri peccati. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la Tua misericordia. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, origine e fonte di ogni paternità, che nel martirio hai reso fedeli alla croce del tuo Figlio fino all'effusione del sangue, Sant'Andrea e i suoi compagni, per la loro intercessione concedi a noi di diffondere il tuo amore tra i fratelli, per chiamarci ed essere tuoi figli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Daniele. L'anno terzo del regno di Joachim, re di Giuda, Nabucodonosor, re di Babilonia, marciò su Gerusalemme e la cinse d'assedio. Il Signore diede a Joachim, re di Giuda, nelle sue mani, insieme con una parte degli arredi del Tempio di Dio, ed egli li trasportò nel paese di Sinar, nel tempio del suo Dio, e li depositò nel tesoro del tempio del suo Dio. Il re ordinò ad Asfenaz, capo dei suoi funzionari di corte, di condurgli giovani israeliti di stirpe regale o di famiglia nobile, senza difetti, di bell'aspetto, dotati di ogni sapienza, istruiti, intelligenti e tali da poter stare nella reggia e di insegnare loro la scrittura e la lingua dei Caldei.
Il re assegnò loro una razione giornaliera delle sue vivande e del vino che egli beveva. Dovevano essere educati per 3 anni, al termine dei quali sarebbero entrati al servizio del re. Fra di loro vi erano alcuni giudei, Daniele, Anania, Misaele e Azzaria. Ma Daniele decise in cuor suo di non contaminarsi con le vivande del re e con il vino dei suoi banchetti, e chiese al capo dei funzionari di non obbligarlo a contaminarsi. Dio fece sì che Daniele incontrasse la benevolenza e la simpatia del capo dei funzionari. Però egli disse a Daniele: «Io temo che il re, mio signore, che ha stabilito quello che dovete mangiare e bere, trovi le vostre facce più magre di quelle degli altri giovani della vostra età, e così mi rendereste responsabili davanti al re». Ma Daniele disse al custode, al quale il capo dei funzionari aveva affidato Daniele, Anania, Misaele e Azzaria: «Mettici alla prova per 10 giorni, dandoci da mangiare verdure e da bere acqua. Poi si confrontino alla tua presenza le nostre facce con quelle dei giovani che mangiano le vivande del re. Quindi deciderai di fare con i tuoi servi come avrai constatato». Egli acconsentì e fece la prova per 10 giorni, al termine dei quali si vide che le loro facce erano più belle e più floride di quelle di tutti gli altri giovani che mangiavano le vivande del re. Da allora in poi il sovrintendente fece togliere l'assegnazione delle vivande e del vino che bevevano e diede loro soltanto verdure. Dio concesse a questi 4 giovani di conoscere e comprendere ogni scrittura e ogni sapienza, e rese Daniele interprete di visioni e di sogni. Terminato il tempo stabilito dal re, entro il quale i giovani dovevano essergli presentati, il capo dei funzionari li portò a Nabucodonosor. Il re parlò con loro, ma fra tutti non si trovò nessuno pari a Daniele, Anania, Misaele e Azzaria, i quali rimasero al servizio del re. Su qualunque argomento, in fatto di sapienza e intelligenza, il re li interrogasse, li trovava 10 volte superiori a tutti i maghi e indovini che c'erano in tutto il suo regno. Parola di Dio. A te la lode e la gloria nei secoli. Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri, benedetto il tuo nome glorioso e santo. Benedetto sei tu nel tuo Tempio santo glorioso, benedetto sei tu sul trono del tuo regno. A te la lode e la gloria nei secoli. Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi e siedi sui cherubini. Benedetto sei tu nel firmamento del cielo. A te la lode e la gloria nei secoli. Alleluia, alleluia, lodate il Signore. Alleluia, alleluia, lodate il Signore. Vegliate e tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Alleluia, alleluia, lodate il Signore. Alleluia, alleluia, lodate il Signore.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi, vide i ricchi che gettavano le loro offerte nel tesoro del Tempio. Vide anche una vedova povera che vi gettava 2 monetine e disse: in verità vi dico, questa vedova così povera ha gettato più di tutti. Tutti costoro, infatti, hanno gettato come offerta parte del loro superfluo. Ella invece, nella sua miseria, ha gettato tutto quello che aveva per vivere. Parola del Signore. Come in ogni buon racconto, come in ogni film, ma direi come in tutta la comunicazione, anche verbale, che possiamo avere tra di noi, ciò che viene detto all'inizio e ciò che viene detto alla fine sono le cose più importanti. E dunque in questa settimana che conclude l'anno liturgico, appena attraversato, celebrato, noi dobbiamo proprio aprire le orecchie per comprendere ciò che il Signore desidera dirci. Perché sono testi importanti che ci aiutano a fare una verifica dell'anno, ma che ci aprono anche al nuovo anno che tra poco inizia. E i testi che la liturgia sceglie di farci meditare in quest'ultima settimana sono sempre testi apocalittici, testi che non ci parlano tanto della fine della nostra vita, ma del fine della nostra destinazione, verso dove stiamo andando. E in questo anno lo fa attraverso il libro di Daniele, il profeta Daniele, che ci consegna in questa settimana il movimento dentro il quale siamo chiamati ad inserirci per comprendere bene ciò che il Signore ci domanda di vivere insieme a Lui. Daniele ci descrive una deportazione, un vero e proprio esilio, un esilio calcolato, mirato. Non tutti vanno a Babilonia, ma soltanto alcune persone ben scelte, persone adatte alla regalità di Babilonia. Questo, se da un certo punto di vista ci può risultare aberrante, si chiamano i migliori per essere poi resi servi, in realtà dentro una logica di anticipazione e compimento, cioè in uno sguardo complessivo, globale della storia della salvezza, dice tanto di buono a noi, perché il re Nabucodonosor che li chiama, li rende partecipi del suo cibo, li rende in qualche modo partecipi della sua casa, della sua regalità. Non è quello che viviamo noi. Noi mangiamo del cibo del nostro re, che è la volontà del Padre. Diventiamo familiari con Lui per diventare come Lui. Nabucodonosor fa qualcosa di simile, le intenzioni sono diverse, rendere schiavi, assoggettare, ma l'intenzione è questa. Cos'è che avviene? Vengono scelte delle persone regali che hanno alcuni tratti caratteristici, belli, sapienti, intelligenti, ma la prima caratteristica che viene richiesta è che siano senza difetti. E questo è un termine tecnico per il più israelita, ma spero oggi anche a ciascuno di noi. Chi è che era senza difetti, senza macchia? Era l'agnello, che il popolo di Israele aveva imparato a immolare in Egitto, aveva celebrato fedelmente nella terra promessa e che adesso viene deportato in una terra straniera. Potremmo dire che è il viaggio dell'agnello, ma è il viaggio di tutto il popolo. Un agnello che può essere immolato, può vivere, può stare anche in esilio. Anzi, l'agnello deve andare anche lì, perché la salvezza deve essere celebrata anche altrove, non soltanto nella terra promessa o non soltanto nella schiavitù. Può stare lì. E a guardar bene,
La destinazione di questi 3 giovani, che rappresentano l'identità di Israele, la migliore identità, l'agnello senza macchia, non sta andando in un luogo qualunque, sta andando verso i Caldei, dove tutto è iniziato. Da dove veniva Abramo? Da Ur dei Caldei. L'agnello senza macchia, il popolo di Israele che ha vissuto in Egitto, che è stato nella terra promessa, ora deve tornare dove tutto è iniziato, deve ripartire da lì. Avviene così nella vita di qualunque credente. È questo il significato profondo della Pasqua, è questo il significato profondo del Natale. Bisogna portare la Pasqua all'inizio, riconfigurare tutta la nostra vita all'insegna di questa grande festa, di questa grande celebrazione. Bisogna ritornare lì con un'identità nuova. Questo sta avvenendo in questa apparente deportazione, ma che in realtà rientra dentro il progetto stesso di Dio. E a guardar bene non si sta soltanto tornando all'inizio del popolo di Israele, si sta tornando ancora più indietro. Qual è la scelta che fanno questi 3 giovani? Di mangiare soltanto verdura. Questa era l'alimentazione non di Abramo, ma di Adamo. Quello che stanno vivendo questi 3 giovani, per ciascuno di noi, è ritornare all'inizio della creazione, restituire all'umanità una possibilità nuova. E questo diventa importante per le nostre vite, perché quando noi crediamo di essere messi alla prova, di essere deportati, di vivere una fatica, di vivere un'estraneità, in realtà proprio qui dentro possiamo scoprire l'inizio, l'origine del progetto di Dio. Tornare a respirare la creazione, la bontà della creazione, un rapporto intimo con il Creatore. Questo sta avvenendo alla fine del nostro anno liturgico, ma per avviarci verso il nuovo anno liturgico, con questa consapevolezza, cioè tanto più noi torniamo all'origine nella familiarità con Dio, tanto più noi gustiamo la vita di Dio, torniamo a entrare in una relazione familiare con Lui, tanto più la nostra vita diventa feconda. Avete sentito che cosa accade a questi 3 giovani? Già sapienti, già intelligenti, già belli, diventeranno ancora più sapienti, ancora più fecondi. Quanto più ci avviciniamo a Dio, ci spogliamo magari di tante cose apparentemente importanti, ma quando noi torniamo verso Dio la nostra vita diventa feconda, il 100 volte tanto che ci viene continuamente promesso. Allora capite, stiamo andando verso il Natale, stiamo andando verso il nostro Re, stiamo andando verso l'inizio di tutto, l'incarnazione. E dentro questo nuovo inizio ci sta la nostra fecondità. In qualche modo siamo chiamati a tornare al Natale per prendere un'altra strada, iniziare a vivere in modo diverso. Non è questo quello che faranno i magi? Andranno verso Gesù bambino, il loro Re, il nostro Re, e torneranno a casa per una strada nuova. I magi, che la tradizione ha voluto fossero 3, tanto quanto i 3 giovani di Daniele, sono il compimento di questa figura e allo stesso tempo l'anticipazione della vedova raccontata nel Vangelo. Che cos'è che fa la vedova? Anche lei va al Tempio, va all'origine, va al cuore della sua fede e consegna tutto di sé. Gesù dice: ecco, io ho a che fare proprio con questo. Chi guarda questa vedova, chi vive come questa vedova, vive come vivo io. Consegno tutto al Padre affinché la mia vita e la vita del mio popolo possa essere feconda e grande. Entriamo in questa ultima settimana con questa consapevolezza e con questa gioia. Il Signore ci sta chiamando a sé per renderci ancora più grandi, cioè somiglianti a Lui.
Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi il cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Padre Santo, i doni che ti presentiamo, celebrando la passione dei tuoi santi martiri vietnamiti. Concedi anche a noi di rimanere sempre fedeli a te fra le avversità del mondo e di presentare noi stessi come offerta a te gradita. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, e magnificarti nella lode dei tuoi santi. La loro passione fa risplendere le opere mirabili della tua potenza. Sei tu che infondi l'ardore della fede, concedi la fermezza della perseveranza e doni nel combattimento la vittoria per Cristo Signore nostro. Per questo dono della tua benevolenza, i cieli e la terra innalzano a te un cantico nuovo di adorazione e noi con tutti gli angeli del cielo proclamiamo senza fine la tua lode. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, di Anna Rosa, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, i martiri vietnamiti, San Leopoldo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. In Cristo ogni terra è buona e anche in ogni prova possiamo mangiare e godere della sua presenza. Con questa fiducia diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un gesto di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Gesù, credo fermamente che sei presente nel sacramento dell'Eucaristia. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, ti prego, vieni spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te.
Preghiamo. Nutriti dell'unico pane, nella memoria dei santi martiri vietnamiti, ti supplichiamo, Signore, fa che rimaniamo unanimi nel tuo amore, per conseguire il premio eterno riservato a chi soffre per la fede, per Cristo nostro Signore. O Dio Padre Onnipotente, tu hai arricchito San Leopoldo con l'abbondanza della tua grazia. Per la sua intercessione concedi a noi, alle nostre famiglie e ai nostri cari, anziani e ammalati, di vivere nell'abbandono alla tua volontà, nella speranza delle tue promesse, nell'amore della tua presenza. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Canto numero 160. Nome dolcissimo, nome d'amore, tu sei rifugio al peccatore, tra i cori angelici sei l'armonia. Ave Maria, Ave Maria, tra i cori angelici sei l'armonia. Ave Maria, Ave Maria. Del tuo popolo tu sai l'onore, poiché sei madre del Salvatore. Tra i cori angelici sei l'armonia. Ave Maria, Ave Maria. Tra i cori angelici sei l'armonia. Ave Maria, Ave
dire che quello che mi ha aiutato a decidere di richiedere una borsa di studio PNRR è stata la possibilità di poter guardare oltre al confine naturale della mia regione di provenienza, quindi la Sardegna. Guardare oltre il mare è sempre stato un grande progetto, ma che grazie a questa borsa di studio è potuto diventare realtà. Avete infissi vecchi, non buttateli, non ci sono le guarnizioni, non c'è la vetrocamera, il freddo entra da tutte le parti, ma c'è la soluzione. Restaurarli di qualsiasi età e condizione, vi assicuriamo altri 50 anni di vita e con la garanzia Zanatta. Guarnizioni a tenuta stagna, vetro isolante a doppia sicurezza, camera con gas e vetro energy, zanzariere e isolamento cassonetti, e tutto in giornata. Non buttare i tuoi infissi, restaurali con Zanatta. Zanatta Vetro e Falegnameria Zanatta da più di 40 anni a Montebelluna. Ve la state spassando, vero? Noi sì! In Friuli Venezia Giulia, Montagna, terme. E buon vino! Cosa facciamo stasera? Venite a Trieste! Ok. Ci sta! Alla fine decidono sempre loro. Amici, risveglio ancora invernale con nevicate, Alpi, prealpi, sino a quote basse, localmente qualche fiocco tra la pioggia, qualche fioccata anche a quote molto basse, soprattutto al primo mattino.